Rieccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Aspettando i Penalty Awards, con accanto la statua della Santa Patrona di Belpasso, la location straordinaria di questa nona edizione dei Penalty Awards. Puntata che inauguriamo con le nomination di questa nona edizione.
Penalty Awards 2022. Freedom,
Rieccoci insieme dopo lo spazio pubblicitario, siete con Aspettando i Penalty Awards, l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. È il momento di vedere insieme i premi speciali di questa nona edizione dei Penalty Awards. La Fontana di Trevi, uno dei capolavori scultorei più iconici della città eterna. In un vicolo a pochi metri da qui può capitare di imbattersi in Roberto Scarnecchia e nella sua apprezzatissima cucina creativa alla Trattoria della Stampa. Difficile immaginare che questo chef romano 62enne fosse un tempo un calciatore con più di 100 presenze in Serie A. È un caso unico, nel senso che non ci sono altri calciatori o ex calciatori che sono diventati chef, e l'unico forse è Gordon Ramsay, che ha giocato in Serie C, credo, in Gran Bretagna. È un qualcosa che mi tengo stretto, almeno finché sarò in vita. Spero che non ci sia nessun altro, sono unico, insomma. Un'ala esuberante specializzata negli assist, Scarnecchia tra il 77 e l'88 giocò con le maglie di Roma, Napoli, Pisa e Milan, guadagnandosi più di un soprannome. Avevo 3 soprannomi, in effetti: Bigino a Milano, Speedy Gonzales in generale e Cavallo Pazzo a Roma. A Milano si dice Bigino per essere un coccolo, Cavallo Pazzo soprattutto perché avevo questi capelli lunghi ricci, che adesso ho tagliato naturalmente, Speedy Gonzales perché ero molto veloce. Sono stato un calciatore che non ero calciatore, nel senso che l'ho fatto per caso. E questo è stato forse il mio essere, la mia spensieratezza. Il fatto di non essere nato calciatore mi ha portato comunque a prenderlo magari forse un po' troppo alla leggera. Ero un professionista, però avrei potuto andare in nazionale, insomma avrei potuto fare molto di più. La scoperta di Scarnecchia come chef in erba si deve ai suoi compagni della Roma. Carlo Ancellotti un anno venne a casa mia a Capodanno, allora lì assaggiò la cucina di mia mamma e mi dilettai anch'io a fargli da mangiare, e lui apprezzò tantissimo. Quando poi hanno capito la mia bravura, soprattutto nei ritiri, io cucinavo, magari negli alloggi della dépendance. In ritiro io mi esercitavo a spadellare magari dei funghi di montagna straordinari, quindi da lì è nata proprio la carriera mia da cuoco, da chef. Nel 2012 Scarnecchia è diventato uno chef stellato e le grandi passioni della sua vita non hanno mai smesso di andare d'accordo. Il calcio e la cucina sono assolutamente simili. La preparazione dei piatti quando siamo in cucina dalle 9 della mattina fino all'1 è tutto l'allenamento, e quell'ora e mezzo dove ci sono 50-60 persone da servire è lo stress della partita, gli stress sono uguali. La carriera da cuoco mi sta dando più soddisfazioni, ma perché è più lunga, dura nel tempo. Io ho sfruttato la mia prima carriera, il mio primo successo l'ho riportato poi nel seconda carriera, perché comunque è indiscutibile che la gente, anche se io posso avere 3 stelle, mi ricorda sempre anche come calciatore, no? La sliding door della sua carriera calcistica arriva nell'82, quando Scarnecchia lascia la Roma a metà stagione per trasferirsi al Napoli. Pochi mesi dopo, i giallorossi vincono lo scudetto. Però metà ce l'ho sul petto, perché sono stato metà anno. Avevamo costruito un percorso per vincere quel campionato, abbiamo vinto 2 Coppe Italia, siamo arrivati una volta secondi, una volta terzi, quindi io mi sento che il percorso per arrivare allo scudetto c'ero anch'io. Sono stato molto contento perché la Roma mi ha invitato alla festa, mi ha citato come comunque componente di quello che poi hanno vinto il campionato, insomma la costruzione della vittoria del campionato. E poi ho fatto la mia carriera. Rimpianto forse c'è più adesso di prima, perché prima a caldo difficilmente hai rimpianti. Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la 9ª edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico. Un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022.
Penalty Awards 2022 nona edizione, lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici. Damiano Morra nasce in Argentina, ma originario di Porto Recanati nelle Marche, il 22 febbraio del 1955. La sua popolarità in Sicilia è grandissima. È stato infatti una colonna portante del calcio Catania dal 1975 al 1984. Cresciuto nel Parma, che lo aveva portato in Italia già a 17 anni, giocò con gli emiliani 3 stagioni fra Serie C e Serie B. Notato da Angelo Massimino, venne acquistato dal Catania nel 1975. È il giocatore con più presenze tra i rossazzurri, ben 281, con 26 reti. Con i rossazzurri visse 2 stagioni in Serie B, 3 in Serie C, altre 3 in B e l'ultima in Serie A, conquistata dopo gli spareggi di Roma. Quelli sono esattamente, si vedono nello spicchio, ma sono 45.000 tifosi catanesi all'Olimpico. 45.000 in trasferta dove, scusa? All'Olimpico di Roma. All'Olimpico di Roma, però lo stadio all'epoca del Catania era il Cibali. Era una buona squadra. Musica, c'è musica, Catania balla, presto caucca per tagliarla. Che bello petto, che formi, Catania che non dormi. Nella massima serie disputò 26 partite. Gli etnei chiusero il campionato all'ultimo posto, con conseguente retrocessione e l'addio di Damiano anche alla maglia rossazzurra. Che bella Catania, Catania di notte, qua tracca cu vivi e cu fa cose storte. Catania poeti, fenomeni e geni. Gelosa picchi per noi altri ci tieni. Giocava come mezzala, si adattò a centromediano metodista e a libero nella stagione della promozione in Serie A con il Catania. Lui stesso si è definito un combattente per la voglia, la determinazione dimostrata in campo. Riuscì anche ad evitare infortuni nelle 9 stagioni e così riuscì a stabilire il record di presenze. Catania canta, tutte cosa sta passando a Santa. Era il pupillo di Massimino e rimase molto legato agli allenatori Gennaro Rambone e Gianni Di Marzio. Nella stagione 84-85 scende in Serie C, vestendo per 2 campionati la maglia del Cosenza. Ha chiuso la carriera all'Olbia in Serie C2. Oltre alle 26 presenze in Serie A, ha totalizzato 204 presenze e 12 reti in Serie B. Catania da guerra, Catania un regata, per frutta e per 7 voti rinata. Non c'entrano i soldi, non c'entra fortuna, Catania ando mondo, ce n'è solo una. Felice di essere ritornato, diciamo, a casa mia, perché Catania è casa mia, quindi rivolgo un saluto con tutto il cuore a tutto il popolo rossazzurro. Penalty Awards 2022. Ottima organizzazione, ottimo gioco e grande società. Venga a ripetere, il merito è dei ragazzi, della società e del nostro mister. E comunque io le polpette le faccio e me li mangio. Che emozione hai provato tu personalmente? Hai vinto tante manifestazioni, però è anche vero che quando si vince è come se fosse sempre la prima volta. Guarda, ti dico la verità, mi hanno detto di tante, perché dicono che io sono un uomo social, che in termini catanesi faccio troppo polpette.
E io nella dichiarazione con Paolo Munafò, tuo collega, che io le polpette le faccio, ma me li mangio. È vero, è stata, non so se è stata polemica o meno, però... Sì, polemica, no, perché lo sai cos'è? Io, non per falsa modestia, ho vinto 3 campionati di eccellenza e sono stato sempre una persona per bene. Qua appena vincono, con tutto rispetto alla una Coppa Italia, sono diventati i migliori direttori del mondo. Io ho detto tante volte, prima fate quello che ho fatto io, poi ne parliamo. Sia col mio mister che col mio gruppo società, col mio gruppo squadra. Sono questo. E i giocatori si sentono tranquilli, non hanno il dacta del direttore. Il direttore c'è. Fa il direttore quando deve fare il direttore, fa l'amico quando deve fare l'amico. Giusto. E finisce là. Un sogno per chiudere? Andare a lavorare col Catania. Ah, bene. Tra l'altro, insomma, un progetto forse realizzabile, perché insomma non sappiamo che cosa succederà. Vedremo. Chissà. È una soddisfazione. Ragusa meritava questo, perché meritava. Sono emozionato che pur avendo vinto 3 campionati nella mia carriera, questo è il primo vinto, come parlavamo con Filippo, col sudore veramente, e con una società che non mi ha fatto mancare niente, e noi li abbiamo ripagati. E abbiamo ripagato la città di Ragusa, che merita la Serie D! Abbiamo oggi raggiunto un obiettivo che ci eravamo prefissati, cioè creare una grande famiglia. Significa che abbiamo raggiunto ancora una volta l'obiettivo. Noi parteciperemo alla Coppa Italia, parteciperemo alla Supercoppa, parteciperemo allo Scudetto e parteciperemo anche a una competizione internazionale che si svolgerà a Catania e che è in fase di ultimazione e completamento. La sabbia è calda e il pallone è rotondo, quindi può succedere di tutto. Passionale, amante della musica all'inverosimile, ha fatto della radio il suo forse unico mondo. Dietro al microfono la sua voce arriva dritta al cuore. Attraverso il suo modo garbato e semplice di raccontare la vita da oltre 20 anni, accompagna la quotidianità dei siciliani. Roberta Lunghi. Ma ciao, ma come sono estasiata, grazie. Sì, devo dire che tutto sommato, nonostante passi il tempo, tu hai detto da oltre 20 anni, sei stato anche buono. Sì, onestamente dico che non è routine. Una cosa bella ed una brutta della tua città, che è Catania.
È una cosa bella. Allora, credo che sia bella. Credo che la città sia veramente bella, proprio bella tutta. Bella per il mare, bella per la nostra l'architettura, per quello che troviamo nel centro. Ma non per i catanesi? No, ma no, guarda, no. io non sono una poi estremamente critica. Se ti dovessi dire una cosa per la quale credo che non solo Catania, ma in generale, faccio un discorso un po' più ampio, pecca un po', riguarda le opportunità che si danno, anzi che non si danno alle persone che meritano. Io credo che le chance per chi ha veramente talento, passione, amore per il lavoro. Ma strano, perché in fondo Catania, non lo so. se ti ricordi bene, negli anni '80 invece dava questa grande possibilità per mettersi in mostra, la famosa Seattle. Beh, tu parli della musica. Sì, vabbè. No, io ti devo per dire... musica intendo soprattutto un movimento giovanile, no? Che si poteva mettere in mostra. Sì, sicuramente. Però io mi riferisco proprio in senso assolutamente lato al fatto che il talento, la meritocrazia, come dire, l'essere in un posto perché sei bravo, perché ce la fai, non è proprio. Non è proprio. Quindi questa è la cosa. Sì, questo secondo me è un po'. Questa cosa è la cosa brutta allora. E la cosa bella abbiamo detto Assolutamente, perché è bella proprio come città. Sì, secondo me è proprio bellissima. Vivibile. Beh, oddio, vivibile. Un po' meno in questo periodo. Adesso mettiamo il dito nella piaga perché insomma di vivibilità è bella e basta, cioè ce la guardiamo, ce la ammiriamo, ci guardiamo il mare, guardiamo l'Etna innevata, insomma abbiamo tante cose belle da osservare. Vivibilità meno. Credi di conoscere il mondo? No. Ma con l'esperienza di vita che hai avuto, No, sì, ma dai. tutti quanti hai noi conosciuto abbiamo... tantissima gente. Sì, ho conosciuto tantissima gente e la gente, per esempio, che ho incontrato mi ha permesso di farmi un'idea che le persone in gamba, quelle di talento, sono quelle che non hanno bisogno di farlo capire, no? Cioè lo sono e basta. Tutti gli artisti che ho incontrato mi hanno permesso, per esempio, di capire che più sei di valore e meno ti dai aria, e meno hai motivo per dire io sono di valore. Ma queste domande ti stanno facendo riflettere questa sera? No, in modo... o non te le aspettavi proprio? No, allora, non me l'aspettavo, però io credo che sia bello questo, perché anche io quando ho conosciuto tanti artisti e tanti personaggi, no? Avevo un'idea prima di incontrarli, quando poi li ho conosciuti, ho avuto modo anche di arrivare all'umanità di queste persone, ho avuto modo di o cambiare opinione o di rafforzare quella che avevo. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai il tempo, domani un altro giorno arriverà. Voglio trovare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà lo
Antonello Costa, attore, ballerino, cantante, cabarettista, macchettista, soprattutto autore, insomma un artista a 360 gradi, siciliano trapiantato a Roma da oltre 30 anni, personaggio semplice ma sicuramente coinvolgente. Eccolo qua. Ciao Antonello, ben trovato. Ciao, grazie dell'invito, è un piacere essere qui in questo mega studio di produzione. Siamo contenti, siamo contenti. Cosa manca in questa carta d'identità che ti ho appena annunciato? Manca attore di operetta. Vabbè, attore a 360 gradi. No, però sai, l'attore di operetta, quando mi hanno chiamato, io ho avuto la fortuna di fare Niegus nella Vedova Allegra al Teatro Regio di Torino con Ugo Deana. La mia ignoranza calcola che è infinita. Quando mi chiamano, guardi, c'è questo regista Ugo Deana che la vorrebbe nella Vedova Allegra, io pensavo, dico, ma scusi, la Vedova Allegra? No, ma c'è il ruolo del comico. Ah, io dico, sì, c'è presente. Sì, dico, ma chi è Ugo Deana? Cioè, Ugo Deana è lo Spielberg dell'opera lirica. L'ignoranza. E mi sono ritrovato a Torino con 200 persone a lavorare nel teatro più bello del mondo e in una produzione La rifaresti questa esperienza? Io, guarda, non l'ho mai detto a nessuno, forse lo sanno solo le persone a me vicine. E dopo Torino lo hanno chiamato a Pechino, che sembra, no, a Pachino, a Pechino. E doveva fare La Vedova Allegra a Pechino e mi avevano chiamato per andare un mese. Saresti partito subito? Subito, ma proprio senza valigie, via, ma sai che meraviglia. Certo. Poi lo Stato della Cina ha preteso che fosse fatto in cinese e non in inglese. E lì forse era un problema. Sì, perché io posso parlare il pachinese, ma il pechinese sarebbe non ce la stato un faccio. piccolo problema, No. è vero. Senti, hai mai tagliato il tuo cordone ombelicale con la tua bella Sicilia? Impossibile. Ti dico un'altra cosa che Vai. sanno in pochi. Cioè qui sei tipo che sei il confessore, mi fai dire io non ho mai cambiato la mia residenza. Addirittura? E vivi da oltre 30 anni a Roma? Pago l'IMU come seconda casa a Roma, ma non sono mai riuscito a cambiare sul mio documento via X Augusta 96011 SR. Tutti mi chiedono, ma tu quando vai in vacanza, a parte che la vacanza per me è non portare bagagli, perché io sto sempre in tour, quindi ho sempre con me... Ne approfitti proprio per non portare nulla. Io vengo a casa qui ad Augusta, per me la Sicilia è la terra più bella del mondo, poi ho girato tutta l'Italia, l'Italia è bellissima, ma la Sicilia... colori, odori, cibo, accoglienza, intelligenza, amore per la famiglia e della famiglia. Anche arte, direi. Arte, cioè io forse sono nel mio piccolo un rappresentante dell'arte povera che è quella dell'attore comico, però la Sicilia è piena d'arte. E Pino Caruso diceva la Sicilia ha tutto, è il resto che gli manca. Chicco, 2 caffè, uno per me e uno per Arduino. Arduino! Il caffè! Sempre in ritardo. Amico, questo bar è triste. Guarda, solo birra italiana. Ma perché non prende bella birra egiziana? Noi in Egitto abbiamo una birra che si chiama Bramde. È leggera, 40 gradi all'ombra. Hai capito? All'ombra. Dico, hai capito? Se non hai capito, spiego, Non hai capito. Arduino! Il caffè è pronto! Sempre in ritardo. È così in ritardo che gli devo fare test di gravidanza. Arduino! Amoruccio, il mio solito caffè. Anzi no, oggi lo prendo lungo. Mi piace lungo. Antonello, ma hai ancora ansia quando sali su un palcoscenico? Porca miseria, sì. Poi parlo con grandissimi artisti che mi dicono che finché c'è quella vuol dire che hai voglia di fare. La famosa adrenalina che non deve mancare mai. Perché non avere ansia vuol dire che sei troppo sicuro e quando sei troppo sicuro diventi presuntuoso e quando sei presuntuoso è molto facile sbagliare l'approccio col pubblico. Poi il mio è un lavoro che ha a che fare subito con la contatto diretto. Devi subito capire il pubblico, perché poi una sera faccio ridere a Torino, una sera a Parma, una sera a Licata, una sera nelle Marche
Non sai mai se la battuta che va bene a Torino può andare bene a Licata. Quindi io ormai ho un sistema dove le prime battute sono il mio termometro per capire il pubblico. Amoruccio, ma lo posso prendere dentro? Sì? Allora lo prendo dentro. Mi dai il dolcificante? Il mio, il Dietror. Guaglio, non si può più mangiare in santa pace, c'è sempre qualcuno che non mangia qualcosa. Io non mangio le uova, io non mangio la carne, io non mangio i lieviti, io mangio solo gallina allevata a terra, io mangio solo il tonno pescato con la canna. Perché mo veramente secondo te il tonno lo pescano con la canna? A uno? Ma la canna te la sei fumata, guaglio. E attenta che se ti pescano a te con la canna, sono 5 mesi senza condizionale. Il tonno. Antonello, cos'è per te il tempo comico? Wow, che bella domanda. Ettore, complimenti. Grazie. Forse perché c'hai il nome di Petrolini, non lo so perché, però bravo. Il tempo che scommetto sicuramente avrai provato qualche volta in un tuo spettacolo. Sì. Ho sempre omaggiato i grandi comici. Petrolini lo faccio in un numero dove metto insieme la sigla, la canzone di Phil Common del film Cabaret. Sì. Phil Common, bienvenue, welcome. Parto da quello, cambiando i cappelli divento Petrolini, Fred Astaire, Renato Rascel e Totò. Geniale. Cambiando i cappelli. Geniale. Poliedrico direi. Il tempo comico è esattamente il vuoto che c'è in una battuta, tu dici una battuta, poi fai una piccola pausa e dici la parola che fa ridere. Quel vuoto è il tempo comico. E il tempo comico spesso e volentieri lo allunghi tu o è il pubblico che te lo allunga? Decide il pubblico, sempre. Nel senso che una battuta non è mai perfetta se non la replichi 10 volte. Alla 10ª volta diciamo che fai una media di quel vuoto che serve per far ridere. Ci sono battute che ne scrivo tante, ne scriviamo io degli autori. Praticamente succede che la scrivi e dici questa battuta è bellissima, non vedo l'ora di farla. Guarda, te ne dico una che non ha mai fatto ridere, che ho tolto dal repertorio. Vai. Ti faccio l'esempio. Don Antonino, sì? il mio zio, sto boss mafioso anni 50 che sta in America. Geniale direi, come dice, personaggio. Ora sto facendo concorrenza alla Volkswagen e in Sardegna sto aprendo una fabbrica di macchine e fabbricherò la Golf degli aranci. Io ho detto, quando dico sta battuta il pubblico riderà, perché la Golf, il Golfo degli aranci è famosissimo in Sardegna. Sì. Io ho fatto la battuta, non me lo scorderò mai. Nuovo monologo. Ora arriva la battuta che piace a me. La dico, il deserto, ghiaccio, pubblico. Avviene che cosa a questo punto dentro di te? Il panico? Io faccio, allora, la prima domanda, allora, incredibile, il comico riesce ad andare avanti con l'altra battuta. Nel frattempo? E intanto una parte del cervello continua a dire, ma perché il pubblico non è... Allora, il comico scarso, e lo ero, non che sia tanti anni fa, pensa che il pubblico non capisca. E invece il pubblico capisce sempre. La verità è che non riesci a dare... C'è un meccanismo comico, sai perché è difficile far ridere? Perché è semplicissimo. Siccome è semplicissimo, è complicatissimo. Quindi se gli faccio una battuta, gli dico, in Sardegna fabbricherò questo vuoto, la Golf degli aranci, questo vuoto è il tempo comico. Quindi ho detto, forse è il tempo comico. No, pochi sanno che il golf... Perché poi ci ho lavorato con i miei autori. Fatemi capire perché... Perché anche questa è scuola. Perché il pubblico? Perché il Golfo degli aranci sanno pochissimi che è in Sardegna. Chi lo sa? Effettivamente, forse solo qualche addetto ai lavori. O qualcuno che è andato in vacanza. Bravo. Quindi bravo. Se la Volkswagen fabbrica la Golf, io in Sardegna faccio le macchine mie, il Golf degli aranci.
È una riflessione forse troppo lunga per quel pubblico non che solo, magari sta battuta guardando lo tagliata, spettacolo. cancellata e mai più fatta. Mai più Però è rifatta. una di quelle che mi ricordo sempre, perché mi ricordo, ci sono rimasto malissimo. Dico. È come sai, sei davanti a una bella donna e non riesci a baciarla. La stessa sensazione di vabbè. Buonasera, cercavo la mia cabina singola. Sono in vacanza da solo, io ho qualche problema e si vede. Tu dirai, è possibile che non hai trovato una donna che venisse in vacanza con te? È possibile. Infatti il mio psicologo Carlo Rilassato. Oh, io vado dallo psicologo, ho qualche problema e si vede. Il mio psicologo mi ha detto, Sergio, sì. Dicevo, il mio psicologo mi ha detto, Sergio, sì. Il mio psicologo mi ha detto e non mi ha chiamato. Tu che non sai mettere due parole in croce, vai in crociera, puoi conoscere altra gente, donne, Carlo Rilassato. Oh, io con le donne ho qualche problema. Non mi capita spesso di avere una donna viva. Non ho molte frequentazioni sessuali, escludendo me stesso. Sono il re del solitario, re Vittorio Amanuense. Carlo Rilassato. Oh, dicono che il sesso muove il mondo, ma io sono sempre fermo al capolinea e c'è sempre sciopero. Non ho avuto molte fidanzate. Per la mia prima fidanzata ero un amante dell'igiene. Mi dava un sacco di soprannomi: Coccolino, Omino in bianco, Bio presto, Svelto, Baleno, ultimamente Finish. Mi ha lasciato perché avevo il terrore degli insetti. Quando mi ha detto ho una farfallina negli slip, gli ho spruzzato il DDT. E la farfallina non è morta, eh? Carlo Rilassato. Oh. Invece la mia seconda fidanzata potrebbe essere una di voi passeggere. Calme, rilassate. Oh. Premetto che non ho molta esperienza. La settimana scorsa una donna mi ha invitato a casa sua e per fare bella figura le ho comprato un bel mazzo di fiori. E per fare bella figura ho preso il Viagra, solo che l'ho preso molto prima. Così davanti al suo portone con i fiori in mano il Viagra ha fatto effetto. Ho citofonato per 40 minuti al portiere, che dopo un po' urlando ha detto chi cazzo è? Il mio, ho risposto. Io ho qualche problema e si vede. Una maga mi ha detto Sergio? Sì. Una maga mi ha detto e non mi ha chiamato. Se vuoi trovare il vero amore devi eliminare chi fa sesso con te ma non ti ama. Sto cercando il modo per suicidarmi. Però il mio psicologo ha detto quando sarai in vacanza tutti i passeggeri dovranno fare il tuo verso. Proviamo, io farò Carlo Rilassato, voi farete oh, proviamo. Carlo Rilassato. Tutti esauriti, io lo sapevo, vi serviva una vacanza. La verità è che non sono bello, è vero? Ho avuto i primi dubbi quando una ragazza mi ha detto posso farti una foto per quando mi viene il singhiozzo? Invece un'altra volta una ragazza ubriaca mi ha detto aiutami a vomitare, spogliati. Ha vomitato quando già ero in mutande. Quando le ho tolte è svenuta. Carlo Rilassato. Oh. Allora sono andato in piscina e ho chiesto quante vasche devo fare per mettermi in forma. Mi hanno risposto una, però a Lourdes. Allora sono andato al mare mi sono fatto linguine allo scoglio.
No, proprio linguine, perché sono scivolato vicino a uno scoglio e mi sono scoglionato. Però tutto, tutto. Vado a cercare la cabina. Devo stare calmo, rilassato. Oh, Sergio? Sì, io ho qualche problema e si vede... Ma anche voi avete qualche problema e si vede. Sergio? Sì. Antonello, grazie, buona estate allora. A voi, e buon lavoro. Tutti, buon lavoro a voi e grazie dell'invito. Grazie ad Antonello Costa. No, ma quante volte te lo devo dire? Nel minestrone ci vanno tutti gli ingredienti, tranne uno, un ingrediente che a me sta qua. E tu che fai? Ce lo metti dentro? Ma no! Per preparare un minestrone servono ortaggi in quantità, ci vuole molta dedizione e la ricetta eccola qua. Ma lui prende 2 pentole capienti fino a che l'acqua bollirà. Ha messo tutti gli ingredienti, ma c'è qualcosa che non va, chissà cos'è. Cos'è? C'è troppa patata in questo piatto. Troppa patata, troppa, e io divento matto. Se non ci infili la carota, il minestrone non verrà. Le donne lo sanno, se non ci infili la carota, il minestrone mica viene. Quando cucina il mio assistente, mi dà problemi in quantità. Il minestrone sa di niente, perché lui la patata ce l'ha qua. Da tempo io lo tengo d'occhio, ma lui ascolto non mi dà. Perché non provi col finocchio, sono sicuro che ci sta. E lui che fa? Che fa? Ci mette troppa patata in questo piatto. Troppa patata, troppa, e io divento matto. Mettici il peperoncino, brucia però ti piacerà. A quanti piace, anzi più brucia più gli piace. La mia ricetta è molto chiara, l'ho detto anche alla TV. Se preferisci la patata, con me non lavori più. Sai già perché? Perché? Perché c'è troppa patata in questo piatto. Troppa patata, troppa, e io divento matto. Per essere il migliore in culinaria, queste verdure devi usare. Scrivi amore? Zucchine, melanzane, peperoni, cipolline, le carote coi porcini, ravanelli, pisellini, grandicelli, perché grandi son più belli, pori, asparagi, scarola, raparosa, cetriolini. Come vedi la patata non ci sta. Scusate. Troppa patata, troppa, quante volte gliel'ho detto. Troppa patata, troppa, e se la porta pure a letto. Oggi la patata gli interessa, ma col tempo sai diventa lessa. Patata. È il momento di chiudere la puntata odierna di Aspettando i Penalty Awards. Domani ultima puntata e poi lunedì saremo tutti di scena al Teatro Nino Martoglio di Belpasso, dove ci sarà l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano, ovvero la nona edizione dei Penalty Awards. Appuntamento a domani! Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la nona edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico.
un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022. Penalty Awards 2022 nona edizione, lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici.